Ben ritrovati tutti all'ippodromo del Savio di Cesena, siamo alla 16ª giornata di questa stagione 2026 e andiamo a vedere la prima corsa di questo convegno, il premio Trofeo Aste Anac, una bella moneta, più di 10.000 euro per questi puledri, 3 al debutto, 2 con un'esperienza di una corsa. Il numero 1 è Leo Di Maria, guidato da Claudio Monte, il favorito in questo momento al gioco. Locusta FIA al numero 2 con Lorenzo Baldi, il 3 Latias con Francesco Virzi, il numero 4 Lord Trio con Giuseppe De Filippis e il 5 Luna BFC con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata. La macchina ha già raccolto tutti e 5 i concorrenti e ora, ovviamente, con la velocità idonea per questi puledri, molti alla prima esperienza, incomincia ad avvicinarsi al momento del lancio. Eccolo che avviene il lancio, la macchina ha chiuso le ali, davanti a tutti sembra poter rimanere Leo Di Maria, dietro rimane Locusta FI, terza posizione per Latias, quindi rimangono praticamente con l'ordine dei loro rispettivi numeri. Leo Di Maria ha già una buona andatura, tanto che prende un po' di vantaggio rispetto a Locusta FI, graduata da Lorenzo Baldi, 15,6 i primi 200 metri. Nulla cambia e non era opinabile questo tipo di corsa nella prima parte appunto della stessa, perché sono tutti cavalli giovani, difficilmente vedremo avventure per corsie esterne, e quindi dopo 400 metri in 32,5 conduce sempre Leo Di Maria e Claudio Monte, che può tranquillamente moderare questo maschio di 2 anni di Nadal Shiba quando si percorre ancora con grandissima gradualità quella che è la seconda curva di questi 1600 metri che i 5 cavalli devono affrontare. Si entra nella retta delle tribune e si va verso quella che sono gli 800 metri di gara, nulla muta, nulla cambia e tutto rimane così, nessuno sembra avere neanche l'intenzione di muovere e 800 metri vengono passati in 1,57, si va sul piede dell'1,22, nulla di più di quello. Claudio Monte in assoluto controllo, Lorenzo Baldi dalla seconda posizione segue senza nessun tipo di difficoltà questa andatura, che si è un po' abbassata, 1,21,4 per un 15,7 del parziale della penultima curva, e adesso si vedono le gambe di questi cavalli che incominciano a muoversi in maniera decisamente più veloce e in effetti c'è un allungo, una piccola selezione, abbiamo un bel 14,6 per la retta delle scuderie e Claudio Monte con Leo Di Maria si prende una lunghezza piena di vantaggio su Locusta FI, che ne ha una altrettanto pieno sul numero 3 di Latias. Si chiude la curva con un parziale di 15,3, si entra in retta d'arriva, mette la freccia a destra a Locusta FI per provare a giocarsi tutti in retta d'arriva, sembra in controllo Leo Di Maria, Claudio Monte non ha nessun tipo di difficoltà a difendersi dall'attacco finale di Locusta FI, terzo posto per Latias e il quarto posto per Lord Trio, mentre dietro tutti Luna BFC chiude lo sparuto gruppo di questa corsa. Quindi dopo il secondo posto una bella vittoria di Leo Di Maria, questo allievo sia alla guida che come allenatore di Claudio Monte, figlio di Nadal Shiba come dicevo prima, che si aggiudica questa prima corsa del convegno di questa sera.